Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Un cordiale saluto, gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda l'appuntamento con Mixed, la nota politica e la cronaca dell'ultima settimana degli fatti più importanti accaduti in Friuli, Venezia, Giulia, chiaramente anche con un occhio a livello nazionale. Già collegato con noi Enzo Cattaruzzo, al quale do il buon pomeriggio e il ben ritrovato. Enzo, partiamo subito, io direi, dai due fronti caldi, quello della Varsila a Trieste e dell'Electrolux a Porcia. Sì, Mandi, ciao a tutti. E niente, il problema è molto grave perché qui sono tante famiglie in angoscia, specialmente all'Electrolux. Pare che la cassa integrazione dilaghi e per cui c'è molta preoccupazione, anche perché mi pare che la multinazionale non ha nessuna intenzione di far marcia indietro. Poi c'è il problema della Varsila, che anche qui sono tante famiglie che attendono e ancora c'è un po' di melina, ma sappiamo come vanno in questi casi. E il governo avrà sul tavolo chissà quante vertenze aperte. In ogni caso pare che i nostri amministratori stiano dietro alla questione, no? E abbiamo visto anche che nel recente bilancio regionale hanno fatto un assestamento molto importante che riguarda il paese. L'assestamento deve essere concluso entro il 31 luglio, ma penso che lo faranno già prima. Una manovra, io la definisco imponente perché oltre 2 miliardi di euro e con un avanzo amministrazione di oltre 750 milioni di euro, sono state messe risorse per il turismo, per l'attività produttiva, per il lavoro, per la sanità, anche se noi sappiamo che abbiamo anche visto che non bastano mai, ma le opposizioni hanno contestato un po' tutto, perché dicono va bene, voi fate degli interventi a pioggia e tutte queste robe qua, insomma, si sa, è un po' il gioco delle parti, perché sanno che la manovra è stata imponente, per cui più di così io penso al momento non si possa fare. Le opposizioni invece hanno preferito passare a un argomento, diciamo così, più identitario, cioè quello del suicidio assistito. Questa mozione che poi è stata rinviata con una mediazione anche molto intelligente dei Riccardi e del Presidente per portare una soluzione al mese di novembre. È chiaro che una battaglia di questo tipo apre un po' di fatto la battaglia elettorale delle amministrative, ma soprattutto la battaglia elettorale delle europee, no? Ecco, infatti mi hai anticipato la domanda, era quello che ti volevo chiedere. Forse siamo appena alle prove tecniche, no? Per quanto riguarda poi la campagna elettorale delle europee, che partirà probabilmente molto in anticipo rispetto a quello che è la vera scadenza, no? Penso che già adesso a settembre si sa, insomma, durante i mesi estivi si incontra, sono incontri informali, insomma, gli abboccamenti su magari dei candidati alle amministrative, ma anche dei candidati alle europee. Non dimentichiamo che c'è più di qualcuno della nostra regione, dei vari partiti, ovviamente, che tenteranno l'avventura, non sapendo che possono anche non farcela, ma sapendo che punteranno all'otto. Ma è chiaro che qui dovranno anche investire. E allora, mentre l'europeo è un investimento quasi, tra virgolette, personale, visto le indennità alte, e per cui la campagna elettorale anche costerà, per le amministrative io penso sarà tutto un altro gioco. Ci saranno molte liste civiche, anche trasversali, perché io noto che in molti comuni c'è voglia di cambiare, voglia di rivedere un po' magari altre politiche. Si sa, i giovani sono un po' lontani dalla politica, lontani dalla partecipazione, ma ci sono sempre gli usati sicuri che
sono pronti, insomma, no? Quindi Certo, i ma già ne partiti abbiamo hanno... parlato, tra l'altro ne abbiamo già parlato anche nelle scorse volte, dopo la dipartita di Silvio Berlusconi, c'è da capire, pardon, cosa accadrà al centro, no? Con la famosa area moderata, perché già cominciamo a sentire, insomma, dei piccoli spifferi, ma a volte attenzione che gli spifferi possono diventare tranquillamente delle vere e proprie trombe d'aria che potrebbero capovolgere un po' tutto quello che è stato costruito nel frattempo, no? Ma io penso che Forza Italia potrebbe essere anche una sorpresa, nel senso che sappiamo che gli italiani, quando succede fatti un po' la dipartita dei leader, abbiamo visto del tempo, vabbè, che si vota il prossimo anno, quindi potrebbe essere lontano dal fatto emozionale, però lo stesso io penso che tributeranno un qualcosa alla lista di Forza Italia, quindi potrebbe essere anche una ripartenza, magari non un exploit eccezionale, ma potrebbe essere una ripartenza. D'altronde, Fratelli d'Italia non si deve augurare di prosciugare il terreno di di Forza Italia, perché altrimenti Potrebbe succedere qualcosa di particolare, no? adesso a noi, no? Ecco, quindi molto precisa che devono centellinare. Non solo, c'è per il centrodestra, non deve essere molto sicuro di vincere a destra macro, perché abbiamo visto che Udine, Docet, Udine insegna, e poi naturalmente ci sono altre amministrative grosse dei comuni che potrebbero dare anche dei segnali. Quindi Certo. il bilancio della regione va in questo senso, di accontentare un po' anche le varie amministrazioni, ma anche i contenziosi, no? Ne abbiamo parlato la scorsa volta della questione della laguna di Marano e di Grado, Mhm. poi la questione dell'acciaieria. Ci sono dei punti che si sposano con la realtà dei fatti, cioè la politica reale, non tanto gridata su slogan, eccetera. E poi c'è sempre la politica che riguarda la sanità, no? Che è la cosa che potrebbe far pendere l'ago della bilancia in base alla situazione. Invece, tornando sul discorso delle cosiddette alleanze, volevo Sì. chiederti, il fatto che in Europa Salvini segua una strada differente, tanto la cosa incredibile è che la Le Pen venga, diciamo così, portata avanti da Salvini e non ad esempio dalla Meloni, perché pare che la Meloni non stia seguendo quello che farà la Le Pen. Tajani ha detto chiaramente noi vogliamo creare un centrodestra a livello europeo senza la Le Pen e senza quelli che non vogliono vedere Europa come comunità, ma bensì vogliono crearsi i cosiddetti stati indipendenti per conto proprio. Questa cosa, secondo te, potrebbe essere di riflesso a lungo termine? Perché sappiamo che Salvini, da un momento all'altro, secondo il mio reuma preferito, potrebbe uscire con qualche sparata estiva. Su questo la stiamo aspettando. Il problema è questo, che la Lega in questo momento dovrà posizionarsi. È l'unica forza che deve scegliere. Forza Italia ha scelto, Fratelli d'Italia ha scelto, addirittura la Meloni in Europa sta lavorando su un binario molto intelligente, perché cerca di far massa con i partiti conservatori, lei è presidente, per fare un rassemblement col Partito Liberale e col Partito Popolare Europeo. Quindi si Mm. sta schierando in qualche modo, sapendo che la sua storia ormai la lascia alle spalle, c'è un lavaggio totale di tutta la classe dirigente, c'è praticamente un rivedere una destra, diciamo così, diciamo, come gli albori del secolo scorso, quindi una destra piena, liberale, democratica, insomma, le parole fasciste, eccetera, non lascia il tempo che trova, la gente, insomma, vuole avere le cose per bene e quindi giudicherà. La Lega, in qualche modo, seguendo la Le Pen, eccetera, si pone in una situazione molto difficile, perché ammesso non concesso che vinca, almeno per i sondaggi dicono potrebbe vincere questa maggioranza che non si chiamerà più Ursula, ma forse sarà una maggioranza Ursula Giorgia, dove c'è il Partito Liberale che cucirà tra le due sponde, ci potrebbe essere così, potrebbe essere fantapolitica, potrebbe Mm. essere che magari Tajani
vola in Europa come commissario o vicepresidente o anche presidente della Commissione europea, si libera a qualche posto al Ministero degli Esteri, potrebbe cambiare tante cose. Per cui la Lega in questo momento deve decidere cosa fare e certo. sicuramente gli amministratori, i big, diciamo così, i Federica, lo stesso presidente del Piemonte, eccetera, non vedono di buon occhio questo movimentismo tanto per farlo, insomma, no? Perché hanno governato, stanno governando, sanno che la realtà dei fatti si sposa con le soluzioni che bisogna dare ai cittadini e per cui, insomma, Certo. la Lega è Senti, veramente senti, nel caso ci fosse un cosiddetto Mojito 2, secondo te, sotto sotto Giorgetti, Fedriga, Zaia e tutta la combricola si potrebbe, diciamo così, esporre in prima persona per cambiare la segreteria federale? ma io penso dovrebbe esserci dovrebbe essere una cosa di questo tipo, cercheranno di stemperare, di dire che sono battute estive, perché è chiaro che in questo momento non sono in grado né di prendere in mano il partito. Non dimentichiamo che Salvini ha fatto eleggere in Parlamento quasi tutti i suoi fedelissimi, per cui lui è blindato dal punto di vista del partito in questo momento. E anche mi pare che il partito, lo statuto dice che Salvini Premier, no? Quindi c'è anche il nome sul suo simbolo. Mm, Resta la Lega, o si spacca o segue il leader in questo momento. Però io vedo certo, una fibrillazione a livello di amministrative, perché ci sono due leghe, la Lega diciamo così di governo e la Lega che in qualche modo vorrebbe seguire queste fibrillazioni. Cioè insomma non sopporta il successo della Meloni, diciamo chiaramente. Non sopporta. chiaro, La Meloni ha perfetto. offerto un quid in più agli italiani in questo momento, Mm. nonostante diciamo così, le guerre che riguardano la magistratura e sulla Santa Che, su tutto quello che sta succedendo, ma la Meloni ha dimostrato di farsi scivolare tutto sulla schiena, insomma. Sta diventando democristiana, insomma, tanto per essere. Qualcuno direbbe più che una brava cristiana, una brava democristiana, dai, tanto per essere chiari. Dal mio punto È di sulla vista, strada giusta, insomma, dai. Diventa prima democristiana la Meloni rispetto al ponte di Messina, tanto per essere chiari. Senti, senti, andiamo a chiudere, buttiamo un occhio su Udine, perché non si parla tanto di quello che sta facendo l'amministrazione comunale su Udine, eccetto la ZTL e qualcos'altro, però per il momento, insomma, dopo i primi giorni, come si dice, di preparazione della polenta, al momento insomma tutto tace, è stato messo tutto insomma da parte, si sente qualcosa, qualche taglio di nastro, però programmi effettivamente non si sente tanto parlare. ma al momento pare che la nazione di Udine stia in qualche modo assestando con deleghe, con nuove situazioni. Poi adesso è l'estate, ci sono le manifestazioni canore, manifestazioni sportive, eccetera, quindi questo aiuta un po' a stemperare il momento. C'è qualche anche, diciamo così, azione d'immagine, per esempio, già subito il sindaco di Udine Tetone ha incontrato il presidente dell'Udinese per cercare di mettere la parola fine ai 5 contenziosi grossi che aveva, quindi con tutta probabilità resterà lo stadio Friuli di un contenitore, poi naturalmente se avranno uno sponsor, anche questo sarà stadio Friuli XY, quello che sarà. Certo, Comunque, qualcuno addirittura ha proposto tipo Frico Arena, una roba del genere, ma insomma. adesso tutti si sbizzarrano, si sbizzarriscono un po'. Certo, soprattutto sul web. Certamente ha voluto dare un segno di immagine, di pace, ecco, poi rimane sempre il grosso problema che ha posto, io sono d'accordo su quello che ha posto, sulla questione del patto istituzionale, quindi sotto sotto anche di una nuova classe dirigente, perché non dimentichiamo che questo sarà il leitmotiv anche delle amministrative, non solo a Udine, nell'Iter udinese, quindi in tutto il Friuli, perché è chiaro che se le opposizioni si fermeranno al suicidio assistito, a dire fascista, a dire che c'è la paura democratica, io penso che la gente non seguirà. Se invece Certo. fanno delle proposte alternative di livello, facendo intravedere che fra qualche anno ci potrebbe essere un'alternativa seria e valida,
allora la competizione potrebbe essere molto interessante. Chiaro. E poi Enzo, come hai sottolineato tu già prima nell'intervento, potrebbe succedere di vedere anche delle cose particolari a livello locale, magari tipo, faccio un esempio, un Fratelli d'Italia che potrebbe allearsi con l'area del PD della sinistra, diciamo così, dell'area del SEL, dell'ex SEL, come sembra stia succedendo a Manzano, ma mi fermo qua, perché su Manzano potremo tirar fuori qualcosa di interessante nei prossimi giorni. Ma Ripeto, penso che potrebbe succedere. in molti comuni vedremo trasversalità di questo tipo, Mm, perché io penso che molta gente sia stanca di attendere i diktat dei partiti all'ultimo secondo e non hanno voglia più di perdere tempo, ma cercano delle persone che diano delle risposte, no? Perché ormai la certo. situazione è ai minimi, no? 35-40%, per cui possiamo solo sperare di risalire, perché se andiamo ancora sotto, ai ai diventa un problema. Per cui ne vedremo delle belle, le seguiremo da Insomma, vicino. potremmo vedere, potrebbe nascere uno slogan tipo saluto romano con i pugni chiusi. Ma chissà, io penso che qualche volta le estremità si toccano, come dicono, no? Mm, Ma ormai io penso che ci sono delle lobby anche molto forti a tutti i livelli, anche nei comuni, soprattutto nei comuni, e naturalmente ci sono anche delle liste civiche che aiutano queste trasversalità, no? Perché molti di noi abbiamo amici a destra o a sinistra, eccetera, ma certo. la stima è quella che in qualche modo cementa un po' anche, diciamo così, l'azione politica, perché è chiaro che la conoscenza, la stima delle persone può fare la differenza. Bene Enzo, grazie come sempre per la tua partecipazione, grazie ai nostri amici vicini e lontani per aver seguito questa puntata di Mixed. Abbiamo un po' spaziato in questo quarto d'ora dall'imprenditoria, dall'economia a quello che accade a livello politico sia locale che extralocale. Non resta che ringraziarvi come detto per la visione all'ascolto, vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, stessa rete, stessa ora, chiaramente a colori col sistema PAL. Mandi e alla prossima. Grande a tutti, ciao ciao. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti